stata fissata per domani l'udienza di convalida del fermo di Ali El Abdel Baghera, il cameriere tunisino accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola in via Roma a Palermo la notte tra venerdì e sabato il cameriere algerino Badr Samir Bougemai. L'uomo nega però ogni suo coinvolgimento. Con quel delitto non c'entro nulla, non mi rovino la vita per un cliente in più o in meno, ha detto durante l'interrogatorio davanti al PM Vincenzo Amico e ai carabinieri. Sono stato al locale dalle 11:30 del mattino e non mi sono mai allontanato, ha detto Baghera davanti al suo avvocato. Lavoro da mio cugino come previsto dal tribunale. Alle 23:45 mi sono diretto verso casa nella vicina via Benedetto Gravina, ospite di mia cugina e del marito. Il tunisino, che era arrivato a Lampedusa con un barcone, aveva subito una condanna per l'incendio di materassi e suppellettili nel centro di accoglienza dell'isola. Per buona condotta era stato successivamente scarcerato e messo in prova. A mezzanotte, come stabilito dal tribunale, doveva rientrare a casa. Eppure ci sarebbero le telecamere della zona in cui è avvenuto il delitto che lo inchioderebbero, ma lui nega di aver ucciso Samir. Nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di conoscere il cameriere algerino, ma ha aggiunto di non aver mai avuto screzi con lui. Un delitto dal movente tuttora poco chiaro. Intanto sono stati depositati i verbali di alcuni oggetti sequestrati al presunto assassino, elementi anche questi preziosi alle indagini. Tanto un ragazzo come Ayman non credo che si suicidi. 8 mesi di silenzio, 8 mesi in cerca di verità. La famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che lo scorso 16 febbraio è stato trovato semicarbonizzato nel grande parcheggio di Piazza Italia 90 a Merì, paese tra Barcellona e Milazzo, nel Messinese, non crede all'ipotesi del suicidio. La famiglia di Ayman adesso ha deciso di cambiare avvocato e chiede che venga fatta luce sulla sua morte. Vogliamo noi giustamente la giustizia, sapere la verità, in qualsiasi modo vogliamo cercare la verità. Il fascicolo d'inchiesta aperto in procura a Barcellona in un primo momento ipotizzava il reato di omicidio, quindi è stato trasformato in istigazione al suicidio, ma Ayman è morto lasciando tanti dubbi e punti interrogativi: perché, come, cosa è accaduto da quando il ragazzo è uscito da casa per andare ad acquistare delle pizze. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera Ayman, dopo aver ordinato le pizze, sarebbe andato dall'unico benzinaio del paese e avrebbe acquistato €1 di benzina. E poi la tragedia, una ricostruzione alla quale la famiglia non crede. La prima cosa aveva solo 16 anni, la seconda cosa era un ragazzo pauroso, hai capito? Dormiva vicino a mia madre e quel giorno lo stesso è andato a prendere pizze. Uno che si suicida non va a prendere pizza, perché io sono andato dopo di lui, no? E quella signora che fa le pizze ha detto che mio fratello ha ordinato 3 pizze, poi si è scomparso. Anche lo stesso giorno lui aspettava mio padre, che quel giorno è venuto a dargli i soldi e trovarci. Quindi io, da queste cose, io non credo che si è suicidato. Biglietti più cari anche del 30% nel giro di 4 anni e profitti eccezionali per le compagnie aeree. Il caso del caro voli arriva a Bruxelles perché anche la Commissione europea vuole vederci chiaro, chiedendo una spiegazione dettagliata e completa ai vettori. Le più colpite dagli aumenti spropositati sono le isole, con la Sicilia in testa, dove le tariffe salgono alle stelle in vista del Natale, ma anche nei periodi estivi. È vergognoso impedire alle famiglie di ricongiungersi per quando si tratta addirittura di €500 a tratta. È incredibile che ci siano prezzi del genere. Personalmente però questo mi è capitato anche fuori dal periodo di Natale, mi è capitato delle volte di dover rientrare per ragioni di lavoro, di incontri politici eccetera, o di incontri con i cittadini e spendere una volta €591 per un biglietto. Da parte dell'Unione Europea non ci sarà comunque nessun intervento sul libero mercato, anche perché l'esecutivo non può agire come regolatore nella microgestione dei prezzi o imporla. Stiamo parlando di un servizio e quindi i servizi devono entrare in una logica di prezzo equo, quindi se ci sono speculazioni eccessive rispetto al valore assoluto che può avere un volo, l'Unione Europea può intervenire sanzionando. Ad esercitare questa pressione, un'indagine dei servizi della commissaria responsabile Adina Valean, che ha trovato subito
il favore del ministro Urso e del governatore della Sicilia Renato Schifani, preoccupato da biglietti dal nord Italia all'isola che per le festività arrivano a costare solo andata già oltre i 300 euro. Ma a sperare che questa verifica europea porti a un'azione incisiva ci sono soprattutto i consumatori, con il Codacons che chiede un intervento comune a livello europeo per bloccare gli algoritmi e Assoutenti che invece invoca sanzioni esemplari verso le compagnie scorrette. Non ci sarà nessuno stop al percorso dei termovalorizzatori in Sicilia, ma un nuovo rallentamento, quello sì. E nel frattempo a rallentare ulteriormente il percorso ci penseranno le barricate annunciate dalle opposizioni regionali in aula. Il governatore Renato Schifani ha convocato il tavolo tecnico per la revisione del piano regionale dei rifiuti, un passaggio necessario dopo che da Roma i tecnici del Ministero dell'Ambiente hanno posto una questione di metodo. Per approvare i 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia occorre prima revisionare il piano rifiuti. Dunque ok all'accordo fra Schifani e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ma per dimensionare gli impianti occorre conoscere con precisione la produzione di differenziata e di frazione secca non riciclabile. In tempi brevi è stata così predisposta la nuova bozza di aggiornamento del piano rifiuti della Sicilia, che adesso passa al tavolo tecnico e poi diventa norma da affrontare in Parlamento. Ma le barricate annunciate da PD e 5 Stelle sono su un aspetto specifico della nuova bozza, ovvero l'annullamento del limite dei 3 km di distanza fra gli impianti di smaltimento e i centri abitati. Una guerra di principio e di comunità che rischia di far slittare ancora una volta tutto e proseguire di emergenza in emergenza. È stato presentato questa mattina all'Assemblea regionale siciliana Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, una commedia romantica ambientata appunto nella nostra terra e in particolare a Sciacca e che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore di Sciacca ricco solo del suo talento. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre. Fa parte del cast anche Claudia Gerini, oggi a Palermo per la presentazione della commedia. Nel film lei è Francesca. È una ex showgirl che ha lasciato un po' la sua carriera per le figlie e per sposare questo imprenditore siciliano che però l'ha portata a Londra. Per 20 anni vivono a Londra e adesso quindi è un ritorno inizialmente travestito da esperienza diversa, in realtà poi vedremo che c'è dietro la storia di questo marito un'esigenza proprio di tornare qui e di riprendersi quello che non hanno più coltivato, quello che hanno forse dimenticato vivendo fuori. Il film è un omaggio alla Sicilia. Vuole proprio esaltare l'autenticità e la bellezza e la ricchezza che abbiamo qua in Sicilia e quindi siamo felici di presentarlo e speriamo in futuro, già abbiamo altre idee di sviluppare altri progetti cinematografici perché poi il cinema riesce veramente a portare una visione e nel mondo quello che abbiamo qua, che non è stato raccontato. Baldini, Lucarelli, Maran, in rigoroso ordine alfabetico perché le quotazioni dell'uno e dell'altro salgono e scendono tipo montagne russe. Sono ore concitate e febbrili in casa Catania con la dirigenza etnea a caccia del successore di Tabiani, silurato insieme al suo staff tecnico e al DS Laneri. Dopo la sconfitta di Potenza, la quinta in 12 partite, forse la più deludente dal punto di vista del gioco e del carattere. 3 ex in corsa per la panchina rossa-azzurra, tutti conoscono bene la piazza e sanno a cosa andranno incontro in termini di critica ed in termini di passione e pressione. Maran, prima di liberarsi, dovrà risolvere alcune pendenze economiche con il Pisa. Dopo l'esperienza di Terni, invece, Lucarelli può accasarsi in Serie C grazie ad una nuova regola che consente agli allenatori esonerati in B entro il 20 dicembre di poter trovare una nuova collocazione. Sono in attesa di una chiamata anche Ajeti e Javorcic. E poi c'è il nodo DS. Se dovesse arrivare Baldini, la scelta potrebbe ricadere su Castagnini, altro ex rossazzurro, ma il nome caldo è quello di Faggiano, che ha lavorato nel Parma della Cavalcatena con l'attuale DG Carra. L'annuncio dell'allenatore e del nuovo direttore sportivo è atteso nelle prossime ore. Domani alle 21 intanto il Catania torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Al Massimino arriva il Picerno e sulla panchina rossazzurra siederà Michele Zeoli, tecnico della Primavera e già vice di Ferraro. Per ovvi motivi è prematuro parlare di formazione. Probabilmente scenderà in campo chi
chi ha giocato meno, in ogni caso tutti avranno voglia di riscatto per convincere e scalare gerarchie in vista della nuova conduzione tecnica. Eugenio Corini non rischia la panchina, ma già a partire dalla gara interna di domani contro il Brescia deve invertire il trend degli ultimi 270 minuti. In 3 partite un solo punto e per lo più al Barbera i rosanero continuano a fare male. Ecco perché il recupero della seconda giornata contro il Brescia, in programma alle 18:30 di domani, diviene già uno step fondamentale per la compagine rosanero. Si è fatto male intanto Di Francesco, l'ex Lecce ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, ma tornerà dopo la sosta di campionato. Corini però può nuovamente contare su Di Mariano e Koulibaly, che faranno parte dei convocati per la gara contro le rondinelle. Potrebbero trovare spazio nel corso del match, ma non partiranno titolari. Un nuovo bivio per il Palermo e per Corini, che per scardinare la sua ex squadra si affiderà ancora al 4-3-3 e al tridente con Insigne confermato a destra, Mancuso nell'ibrido ruolo di esterno sinistro accentrato, mentre Brunori confermato al centro. L'allenatore bresciano sotto pressione a 180 minuti per far cambiare direzione al suo Palermo. Domani il Brescia, poi domenica, sempre in casa, ci sarà il Cittadella.